dato in faccia e dopo È proprio così, faceva parte della colonna sonora del film Radio Freccia, che era un film con Luciano Ligabue, questa canzone che si intitola Ho perso le parole. A proposito di parole, chi ha da dire qualcosa? Pronto? Sofiella, no, non c'è la freccia, radio, no, non c'è la freccia. Signora, ancora cosa No, c'è scritto radio freccia, No, no, signora, ascolti, stava... C'è scritto no, radio freccia, no, prendicelo. Come Signora, lo vuole? Con le ascolti, lei stava... No, famosa, buongiorno. Signora, stava ascoltando la nostra radio e una canzone si intitola... Stiamo vendendo una radio che c'è quello con il frontalino. Ma che cosa, signora? Cosa? Che vuole? Ma che cosa, signora? Che serve lì? Scusi, A me... ha chiamato lei? Ma non ho chiamato lei, signora. Io parlavo di Radio Freccia. Sofiella, scusa un momento, che cosa? Spazzolini? No. Un euro, spazzolini, No, un euro. signora, anche Un gli euro. spazzolini. No, usati 50 centesimi usati. Ma come usati, signora? Se ne prende 3, a 1 euro 3, va bene? Signora, ascolta. 1 euro 3, allora Sofiella, vedici questi usati, qui. Facci che ne chiama a carezza. No, signora, non... più usati. Ma non è che la bambina... Che ci mancano le questo. Ma che cosa, signora? Fa impressione sta storia. Ma se ne prende un po' di spazzolini. Ma che cosa me ne faccio degli spazzolini? Per favore. Usati. Non li voglio né... un affare, signora, 1 euro. non li voglio né nuovi... Usati 50 centesimi. Signora... Il sud se ne prende 3. Sud, non ne voglio... 1 euro 3. Né nuovi né usati, signora, sono rubati questi spazzolini. Ma prendi 3 pacchi tue. Ma mi fa impressione lavarmi i denti con lo spazzolino rubato, signora. Ci sarà in questo momento uno con la carie che piange per colpa sua. Lei non lo vuole, scusi. No, vabbè, signora, io... Che cosa dici? Scusi un attimo, che c'è una stazione, scusi, che ora è? Signora, sono le 12 quasi... C'è l'estazione, scusi, c'è l'estazione, momento. Ma di cosa, signora? Ma la vuole smettere, signora? Attenzione, grazie a noi. Attenzione. Signora, ma sta... Prossimo numero estratto. Ma avanti, attenzione. Ma cosa fa? Signora, per favore, io sto lavorando. Numero 37. Ma io sto lavorando. Ma sto lavorando, signora, ma cosa fa? 37. Eccolo, in fondo, lì in fondo. Ma è che... un Supino Vadderoso? Ma signora, ma cosa sta facendo? Supino Vadderoso. Signora, cosa sta facendo? Applauso, complimenti. Signora, lei non è autorizzata a fare queste cose. Ce l'ha l'autorizzazione ministeriale? Si aggiudica un tranciapollo motomatico. Oh, finalmente! Sofiella, vendilo gioco, Recelo, Vadderoso. Metteci una busta. Bravo. Complimenti. Ce lo siamo tolti dalle scatole sto tranciapollo motomatico. Che sapi? Io pensavo che era uno. Pensavo. E quando mai? Fu uno sbarattamento di un negozio. No, signora. Di elettrodomestici. E ne abbiamo qualche 37 di questi tranciapolli motomatici. Per favore, faccia 37 estrazioni allora, per favore. Dicevo, stesso numero, hai visto? 37. Ma per favore. Senta, ma le coincidenze. mi spiega così in breve, in sintesi, che cosa consiste questa estrazione che lei in maniera, come al solito, abusiva e senza alcuna autorizzazione ha messo così in atto? Che cazzo è sta? Abbiamo un po' di esubero, no? Perché il lavoro di Ignazio sta andando veramente bene. Che tempo di crisi. Il lavoro di sbarattamento di appartamenti sta andando veramente molto bene. Sto cretino ruba. Ma c'è un mercato, sai, che io non mi immaginavo. Nelle zone di Fondachello in inverno si lavora benissimo. Signora, non ci sono intralci, non c'è confusione, non ci sono macchine, non ci sono manco l'inquilino, sai? Ci mancherebbe. Sbaratta la casa pulita. Senza nessuno che disturba. Ci sono volte che uno ci può chiedere anche 2 volte andare in questa casa, tanto ne controlla tutto. Signora, ascolti però, io vorrei capire che questa cosa non ce l'ho chiarissima. Se lei è consapevole del fatto che Ignazio ruba, signora. Ma guardi, io non glielo so dire se esattamente tecnicamente diciamo che come dice lei. Signora, posso dire soltanto che qua il commercio va bene. Certo, noi vendiamo l'euro, scusi. Siamo i responsabili della movimentazione della moneta locale della parte di San Giorgio. Dovessero fare tutti come Ignazio, signora. Perché stiamo aprendo la borsa di San Giorgio? Prego. La borsa di San Giorgio. Che cos'è la borsa di San Giorgio? Abbiamo un indice tutto, no? Io ormai me ne intendo, di titoli, indici, azioni, malazioni. Mi faccia soprattutto malazioni, mi faccia capire come funziona sta. Sono botte. Veramente? Perché non bava botte,
Se non paghi l'interesse, il botto sei come oscuro. Ecco, bene. E quindi poi ogni giorno c'è qualcuno che vi riferisce circa la chiusura, per esempio. Chiudete in positivo, chiudete in negativo. No, ma ci chiamiamo sempre in positivo. Sempre in positivo. Sempre in positivo. In barba a tutte le crisi mondiali. Completamente, quale crisi? Che crisi non ce n'è. La posta di San Giorgio sempre in positivo. Altro che Lehman Brothers, signore. Lehman Brothers, altro che... Un momento, Sofia, che abbiamo le membrane? No, signora. Che cosa sono le membrane? No, dico, è un gruppo bancario che qualche anno fa ha creato una crisi proprio a livello mondiale. Geneticamente modificato. No, signora. Le membrane mi parevano no. larunghi geneticamente modificati. Le membrane. No, signora, no. Va bene, allora quindi, lo sapete, noi abbiamo anche la borsa ora che sta partendo. Abbiamo una moneta nostra, il San Giorgino. Prego. Trovate a Caleuro, non ne pighiamo più ora. Si chiama il San Giorgino. Che c'è chiamato San Giorgio, sai? Ho capito. No, non ci facciamo vedere, ci pare che ci facciamo fesserie. Signora, veramente, guarda, stiamo staccando dell'economia europea, ci stiamo staccando, che non conviene. L'ho capito, però signora, guardi, io giusto per farglielo sapere, perché è doveroso da parte mia informarla su queste cose, una situazione del genere non è esattamente legale, cioè non potete fare circolare... Signora, stiamo facendo un governo tutto per i fatti nostri. No, signora, ascolti. Un governo di San Giorgio. Guardi che questo... Noi faremo la Repubblica Popolare di San Giorgio. Signora, guardi, abbiamo la nostra moneta, è un reato avremo grave. la nostra lingua. Che cosa, signora? La nostra squadra di calcio nazionale, che diventa la San Giorgese, diventa la nazionale di San Giorgio. Certo. Abbiamo la nostra bandiera. Certo. Abbiamo anche il nostro capo del governo. Ma veramente? Chi è? Si chiama Mario Monti Po. Mario Montipò? È confinante con San Giorgio lui, sa, viene da là. Mario di Montipò. Guardi che questa cosa è illegale ed è anche un po' incostituzionale. È stato mai lei a Montipò? Sì, signora, ci sono stato. Non lo conosce a Mario Montipò? No, non lo conosco, è un tecnico della zona? Sì, il nostro del governo tecnico. Il governo tecnico di San Giorgio, che abbiamo avuto problemi. In passato avete avuto problemi. Sì, stiamo facendo anche le nostre divise, tipo la Lega, va. Bene, tipo la Lega. Guardi tipo la Lega. che non è legalissimo comunque fare una situazione del genere. Dobbiamo accarezzare, capito? C'è famoso. Lo capisco, però signora, questa situazione così, purtroppo bisogna accarezzarsi, perché quale cose la cena squaglia per noi. L'ho capito, signora, però non può cercare lei, per esempio, che insomma è quella che... Scusa un momento che c'ho le estrazioni. Sono quasi le 12:20, signora, però... No, ancora queste estrazioni. Attenzione. Stai fai fatti suoi. Prossime estrazioni. Attenzione. Sì. Lei non può approfittare della mia radio. Ma che cosa? Chi ce l'ha sto numero 84? Per favore, chi ce l'ha sto 84? Sì, la signora, venga signora. Venga signora. Come si chiama lei? La Cettina? La signora Cettina, avanti. Vieni qua Sofiella, dacci tu i tranciapolli. Signora. Tranciapolli motomatici, signora, complimenti. Fuori due. Prossime estrazioni tra un quarto d'ora. Signora, per favore, lei non può utilizzare la radio per farsi gli affari suoi, però, mi scusi. Ma io sto chiudendo, bene. Ma signora, quando si mette in Crazy Time, sì. dite con una canzone ogni tanto, no? Questo io lo faccio volentieri. Crazy Time mi piacciono, sai? Questo lo faccio volentieri, anzi, un giorno di questi propongo all'editore della radio di instaurare anche un Nancy Time. Non posso farlo, sai? Effettivamente. Adesso ci studieremo. Si può pensare per me, grazie. Va bene. Quelle canzoni belle, tipo Barbara Streusa. Va bene, ci posso dire Cristina Pilera, va bene. Ce l'ha una canzone di Celine Dion? Non ce l'ho la canzone di Celine Dion. Non ce le ho, signora. C'ho la canzone di Celine Dion. E Cristina Pilera? Cristina Pilera no, c'ho la canzone di Cristina Maria. No, c'è le canzoni di Mariah Carey. Ma gruppo italiano non ce l'ha? Gruppo italiano? I Neutrolli non ce l'hai, i Neutrolli? No, sì, I Pulici, giocava all'Ascoli. I Pulici, tu ce l'hai i Pulici? Anche nel Torino, no, non ce li ho. Quindi? No, sì, purtroppo no. Vabbè, manco i neri per casa? Neri perché? Allora chiedi, Mauriziana che cantano, quando finiscono di travagliare cantano, si chiamano i neri per casa. Neri per casa, sì. Sono i neri per il di fasolle, sono i neri per l'accendino, i neri per i sono i neri per casa. Io a stento a casa c'ho il mocio Vileta, signora, no, non c'ho il nero per casa. La saluto, signora, la saluto. A risentirci. Va bene. Signora, per caso il 24 è uscito il 24? Momento, scusi, che è uscito il 24? 24, che io ho comprato il biglietto, 24. Non è uscito, il 24 non è uscito. Ma se vuole un tranciapollo automatico ce lo mando. Non si sa mai. Ce lo manda a 99 euro. No. Spese di spedizione, insomma. L'autoradio col frontalino. Il frontalino è finito. Ma allora scusi, lei mi aveva detto che all'estrazione compravo il biglietto, c'era l'autoradio col Ma il frontalino solo lei prende il numero giusto. Ma che c'entra? Signora, io l'ho comprato. È un'estrazione. 24. Un momento, che cosa corrisponde 24?
tranciapollo automatico? No, Quanto, no, sì? signora, se lo può automatico? tenere il 24, Però signora. con un piccolo contributo, Mi ha 500 euro. Ma che cosa? Mi ha truffato, signora! Farò esce questo 24. No, dove ci dobbiamo vedere, signora? Mi deve tornare i soldi. Mi dia un appuntamento, signora. Dove in questi giorni? dove ci vediamo, signora? I soldi. Non si preoccupi, Mi deve tornare i soldi. Ho comprato un biglietto, signora. Ho comprato un biglietto. Mi dica dove devo venire, signora. Ma contattato? Facciamo sapere. Ma contattato da chi, signora? Per favore. Il signor Formosa sarà presto contattato dalla direzione. Ma chi mi contatterà, signora? A che ora? Il signor Formosa sarà presto contattato dalla direzione. Ma grazie. no, signora, ma chi mi contatta a che ora? Io non sono a casa di solito, signora. Sta che giorni al suo telefono, sta che giorni signora, pronto? Prendi il tranciapollo automatico, A che ora mi chiama, signora? A pranzo non ci sono io. Stai che a suo filo, vedremo. Signora, non tagli niente, signora, pronto?